Scatman's World. Bella ragazzi, ti raccomando Veneziano, siamo al circuito Gilles Villeneuve, Fioi, siamo secondi in classifica, niente, non riusciamo a beccare la pole position, per le statistiche della pole position è disastrosa, ma in Canada possiamo fare molto molto bene. Questa è la strategia di gara, non perdiamo tempo, andiamo pole position ancora per Jenson Button. Vai raga, Gran Premio del Canada. Che partenza di Veneziano, sublime, sublime partenza del Cube. E siamo primi. First class, first class. E adesso dobbiamo scappare via. Vediamo se riusciamo a scappare via. Purtroppo non è prevista pioggia. Niente, la pioggia non vuole arrivare più quest'anno. E che in Canada ci sono molte chance. Ho perso la pole per pochissimo. La solita sfiga come indiana. Niente, la pole proprio non è nel destino del Cume. Brutto errore qua. Jenson Button secondo comunque. Qua si può vincere ragazzi, si può vincere in Canada, è una gara favorevole per il Kuma. Però è chiaro che il ritmo gara è diverso, la qualifica sono tanti giri che bisogna fare bene qua. Ne basta uno, lunghissimo, lunghissimo. Calma Kuma, calma. Devi stare tranquillo. Le possibilità ci sono tutte. Primo giro già andato ormai. Quanti incidenti ci saranno nella curva dei campioni ragazzi? Sarà una gara ad alta tensione, 35 giri da panico proprio. Dobbiamo spingere al massimo. Dai Fioi tutti insieme. Per la prima vittoria in Ferrari. Rosberg. Sono indietro gli altri. Sarà successo qualcosa sicuramente. Però le McLaren quest'anno puntano decisamente al mondiale. Qua un po' lungo, attenzione. Non deconcentrarti come Button è vicino. Ste McLaren di merda, l'ho sviluppate io, Cristo. Che ingiustizia la vita. Dai, come te ne devi andare, cazzo. Scappa via, come scappa. Questa è la curva dove guadagno di più in assoluto. Un po' rischiato però, Un po' rischiato. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS disponibile da adesso. Mi fa piacere. Mamma mia, Button è vicinissimo. Button è molto vicino. Queste McLaren volano purtroppo. Ah, Dio mio, gli altri non tengono il passo per il momento. C'è Bottas al terzo posto. C'è il piccolo Valtteri. E che dura fare 35 giri perfetti. Però ce lo dobbiamo fare, cazzo. Voglio la vittoria in Ferrari, la prima. In Canada, come Jean Alesi, l'unica vittoria. Ok, mi fa piacere. Su col DRS sarà dura, Noi dobbiamo prendere sempre bene la chicane finale. Ed è questa che mi fa respirare. Safety car, se non arriva proprio nel giro che devo andare ai box. Questo è culo ragazzi. Questo è gran culo. Bravissimi, bravissimi commissari. Mi hanno regalato veramente la safety car nel momento giusto. Dai. Ottimo, very good. Anche Hamilton con le soft. Button rimane in pista e pazzo. Errore di Jenson. Ragazzi, qua l'occasione c'è.
Molto molto bene, siamo davanti anche al Bibitarus. Safety car in pista e godo. Stavolta è arrivata nel momento non giusto. Deppio! Dobbiamo anche tenere le gomme bene. Non devo assolutamente buttare via le gomme. Mamma mia che occasione. Questa è la grande occasione per vincere la prima gara in Ferrari, Io ve lo dico. Adesso mantenere le gomme perfette, ragazzi. Deve essere l'ultima sosta, ragazzi. Sarà dura perché la vedo molto dura, però vedremo. Safety car in pista. Cosa sarà successo? Chi lo sa. Comunque Hamilton è anche dietro rispetto a noi, per fortuna. Alcune informazioni su Perez. Sembra che il problema sia stato risolto, sta riguadagnando velocità. Ok, adesso siamo dietro alla safety car. Sei vicino alla safety car. Eccoci qua, guarda che bella il culo della safety car, un culo molto erotico, eccolo qua. Il culotto della safety car, ciao. Brava, sei andata nel momento giusto stavolta, grazie. Ti love. Ok ragazzi, la safety è pronta ad entrare in box. Vai ragazzi, tensione alle stelle, siamo ancora primi. Dai raga. Miscela grassotta. E andiamo. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Molto bene adesso Fioi. Abbiamo Sainz dietro. Non si riusciamo a fare qualcosa e scappare via, ma la vedo dura. Hamilton l'unico intelligente a box con me, è il più forte, non c'è niente da fare. Gigi Hamilton è una bestia. Il 4 volte campione, chiaramente stiamo parlando dell'universo comundiano. Dai, speriamo nell'incidentone di Hamilton per superare Sainz. Speriamo in questo, perché siamo sportivi. Hamilton è già secondo in realtà. Catroia, oh. Gigione vola. Gigione vola. Vedo che la vedo dura di resistere. 20 giri con ste gomme. Boh. Speriamo. Vai Comendone, involati verso la gloria. La safety car mi è entrata veramente nel momento giusto. Button e Rosberg sono quelli che, diciamo, ne hanno subito di più da questa safety car. Sono un po' teso ragazzi, la tensione è tanta perché dietro ho proprio il più forte, Gigione Hamilton. E quando è dietro Gigi sono cazzi. E quando c'è dietro Gigi sono vera madonna, è già arrivato Fioi. Troppo forte la Mercedes ancora. E adesso iniziano i duelli con Hamilton, saranno duelli impossibili. L'importante è tenere le gomme ragazzi, se riesco a tenere le gomme non ci sono più pit stop e mi difendo con le unghie e con i denti. Dai Come, portaci a casa sta prima vittoria in Canada e con la Ferrari. È importantissimo per riaprire qualcosa. Brutto errore questo, la curva favorevole. Ai ai ai. Questa non ci voleva proprio. E questa è una bruttalissima notizia. Bottas di culo è terzo. Ma la sfida sarà tra Come e Hamilton.
Sarà così la sfida, ragazzi. Stiamo guidando con la tensione, non sto guidando per niente bene adesso. Gigione. Se arriva una perturbazione ti avvisiamo. Ok, stronzone. Mamma mia, Hamilton è vicinissimo. Gigi è vicino, Gigi. Il Come prova a chiudere. È perfetto, duello per il momento corretto tra Hamilton, il britannico, e veneziano, l'italiano. Io ho scelto l'esterno. Molto good, molto good. Siamo in un buon momento adesso. La lotta tra Bottas e Hamilton mi ha dato un buon vantaggio. Guarda, ci sono anche dei detriti in pista, cazzo. Mamma mia. Bene, bene. Hamilton torna davanti. È così, ragazzi. È tutto così tra Bottas e Hamilton. È pazzesco. Adesso anche Alonso supera Bottas. E la lotta da dietro ha favorito il Come. Il bagarotto. Adesso devo sfruttare l'occasione al massimo. Sono un po' dubbioso sul fatto dei pit stop. Cioè, non fare più un pit stop mi sembra dura. Oh, vedremo. Io purtroppo non posso rallentare o gestire, perché appena gestisco perdo 10 secondi al giro. Cioè, e devo dare sempre tutto, purtroppo. Mamma mia, adesso Hamilton è da solo, però. È successo qualcos'altro dietro, secondo me, perché... forse è proprio Bottas. Comunque a noi frega poco, solo che Hamilton adesso ritornerà. Adesso tornerà che non ha più l'avversario dietro. Tanto noi possiamo respirare un paio di giri. E già questo è qualcosa. In una gara che abbiamo in mano, Il distacco dal tuo compagno di squadra è 19,0 secondi. Mamma mia, Sebastiano è veramente disastroso il Seb. Il Seb non esiste purtroppo. 6 secondi di vantaggio su Hamilton. 5,7 secondi. Ah, 5,7, scusate. Ho letto male. Vediamo il consumo gomme, siamo al 34%, ma è proprio impossibile fare una sosta solo. Brutta questa curva. Comunque è impossibile fare una sosta solo. Veramente impossibile. Vai. Vediamo se anche Hamilton andrà ai box. Mamma, qua ho rischiato, mamma mia. Mancano 12 giri alla fine, 12 laps remaining nell'inglese, lo sapete, di madrelingua cumendiana. Dai, come regalaci il The Dream. Regalaci il The Dream. Sarebbe importantissimo vincere questa gara. Fondamentale per il morale. Solo che Hamilton si sta avvicinando, lo sento Gigi. Purtroppo lo sento Hamilton. Guadagna 3 decimi. Guadagna 3 decimi, gigione Hamilton. Perché lo sappiamo che Hamilton è un po' gigione. Ragazzi, siamo all'ultimo giro e la Vermiglia si è bloccato. Praticamente la penultima clip me l'ha corrotta, Dio Cristo. In pratica si è ritirato Nasr, Vettel e Rosberg.
E c'è Button e Hamilton secondi e terzi. Ma porca puttana. Ragazzi, guardate le nostre gomme. 83% non la tengo proprio più. Purtroppo mi si è corrotto il penultimo file. Cazzo, scusate fioi. Però possiamo fare una grande vittoria, una grandissima vittoria. Dai raga, dai. Andiamo a vincere questa fottutissima gara. È successo poco, le lotte tra le McLaren. Ah no, l'ultima curva. Mamma mia, è andata. È andata. E si va a vincere, mamma mia, non so di quanto. Yes! Mamma mia, non dicevo nella clip corrotta. Sì, 3 ritiri nello spazio di un giro di Rosberg, Vettel e Nasr. E basta, le lotte tra Alonso, Button e Hamilton che mi ha agevolato e mi ha dato la vittoria. E finalmente la prima vittoria, fioi, vaffanculo. Yes, 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 yes. Attenzione, Perez alla fine terzo e no, Hamilton. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Il primo in classifica per Hamilton quarto, ha perso Hamilton alla fine, forse tutti i problemi. Alonso decimo, anche Alonso ha perso. Ho squalificato Nasr, Rosberg ritirato, Vettel eliminato. Sì, fioi, finalmente prima vittoria, meno male non ce la facevo più, fioi. Buono, buono, ci stiamo riavvicinando molto bene, costruttori sempre terzi. Raga, un saluto del comandante veneziano, il Cume c'è. Ciao!